La vetta non è ancora persa del tutto, 5 partite da qui alla fine per tornare quelli del girone d'andata. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Palasport Ciro Genova di Villagrazia di Carini, provincia di Palermo, e Mistral Barcellona, giornata numero 18 del girone H di Serie B di futsal. Il Mistral si è rialzato settimana scorsa con un 7-0 in casa del Bovalino. L'obiettivo è quello di inseguire il Mazara capolista, sono 5 i punti di distanza. Dall'altra parte un Barcellona pieno d'entusiasmo sotto la zona playoff, 3 vittorie nelle ultime 4. Oggi però bisogna fare a meno del bomber Claudio Latorre, squalificato. Le due rose convocate per questo pomeriggio. Mistral in maglia biancorossa, a disposizione di Salvo Rizzo ci sono Listro e Calandra a disposizione per la porta. Poi Dorio, affaticato, Biondo, Muro, Cascino, Argivai, Barcellona e La Rosa. Barcellona, la squadra in tenuta gialla, con Burrascano, Cosentino e Morel a disposizione per la porta. Poi venuto Costantino, Mandanici, Chiofalo, Nania, Gabriele Gullo, Calderone e Samuele Gullo. In panchina l'allenatore Riccardo Tutilo, nativo di San Paolo, dunque brasiliano. L'arbitro, il primo della partita, è Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza. Il secondo arbitro è Matteo Speziale, anche lui di Cosenza. Al cronometro Marco Lupo della sezione di Palermo. Due tempi da 20 minuti effettivi, con entrambe le squadre che vogliono vincere, con il Barcellona che vorrebbe conquistare, sognare una vittoria qui in casa del Mistral. Vuole dare continuità invece la squadra di Rizzo, dopo essersi rialzata settimana scorsa. Questa ovviamente non è l'unica partita del pomeriggio di Serie B. Nel girone H l'anticipo alle ore 15 tra Soverato e Gela, punteggio parziale sul 2-1. Questo slot, quello delle 16, vede, oltre a Mistral Barcellona, le sfide tra Arcobaleno Ispica e Blinking Soverato, Drago Cireale Marsala, Mazara Villauria Monreale. Infine alle ore 17 inizia Adrano Bovalino. In testa, lo abbiamo accennato, c'è il Mazara a 41 punti, segue momentaneamente il Soverato a 37, giù il Mistral a 36, dunque Soverato che con il parziale di 2-1 momentaneo contro il Gela ha sorpassato i carinesi. Al quarto posto della Marsala con 34, poi Blinking 29, Barcellona 23. Al sesto posto Ispica 22, Villauria Monreale 21, Adrano 18, Drago Cireale 17, Bovalino 11, chiude il Gela a 5, tutti comodi. È iniziata Mistral Barcellona con il pallone fatto girare dalla squadra di casa. Il possesso di Cascino, pallone che finisce fuori. E lui il bomber del Mistral con 27 gol, dicevamo dell'assenza lato Barcellona di Claudio Latorre, che in campionato ne ha fatti 21. Conclusione da fuori da parte del portiere del Barcellona, Morel, che per esempio contro il Villauria in casa ha pure segnato, quindi questi colpi ce li ha. Adesso La Rosa si ferma, pallone per Argipai, ancora riceve palla il Coco, riparte da dietro La Rosa in mezzo, con il Barcellona a liberare, a spazzare in profondità, a cercare Calderone. È lui che prende il posto di La Torre oggi. Responsabilità importante addosso per lui questo pomeriggio. Affaticato, serve dietro Argibai, ancora La Rosa a scambiare con Cascino, pallone dentro, spazzato da Chiofalo, a raggiungere la zona del cronometrista Marco Lupo della sezione di Palermo. Partita a porte chiuse qui al Giro Genova, una ventina di ingressi di favore tra dirigenti e familiari
La Rosa 1-2, c'è scarico dietro il sinistro provato da Faticato, serie di ribattute, il Barcellona in fretta a levarla via. Mistral che ha modo di ripartire da Listro. La Rosa, nuovamente la squadra di Salvorizio che si propone in profondità. Salvorizio che ha preso il posto di La Bianca la stagione in corso. La Rosa di nuovo in fascia, il mancino deviato, corner conquistato da Arzibai. Pallone in mezzo, ha cercato Cascina Arzibai, poi la conclusione di Affaticato che chiede il corner, lo ottiene il Mistral con la battuta affidata a La Rosa. Arzibai, tacco dietro, Affaticato, centrale per Morel, insiste Affaticato, scivolata, lascia scorrere il portiere argentino del Barcellona. Mattias Morel, classe 97, nativo di Buenos Aires. Ancora il Mistral a proporsi, a ricominciare da Affaticato. La Rosa resiste alla marcatura di Chiofalo, pallone dietro per Listro. La Rosa, triangolazione in difesa che funziona, Arzibai largo, Affaticato, calcia sul palo, l'occasione per il Mistral con Stefano Affaticato, il vice capitano dei biancorossi, ha colpito la base del palo. Non può passare Venuto, c'è un po' di possesso anche da parte della Barcellona. Ancora Venuto in profondità, Calderone, tiro deviato da Cascino, rimessa laterale in zona interessante per la squadra di Tutilo. Morel calcia il destro deviato anche da Listro, corner. Praticamente un uomo in più con queste conclusioni. Morel per il Barcellona, battuta larga e in mezzo un po' allo stesso tempo, non la può prendere Antonino Calderone perché invece è un classe 2003. Il giro palla da parte del Mistral, dal punto di vista dell'esperienza, Mistral che ha in panchina l'esperto Roberto Dorio, dall'altro lato invece il Barcellona può contare su Michele Costantino, classe 80, Dorio invece è una classe 87, elemento di spessore per il Mistral. La Rosa fermato, soliti blocchi, e il Barcellona si prende anche la rimessa laterale con Chiopalo che allarga, voleva Morel che ringrazia lo stesso il compagno, rimessa regalata al Carini. La Rosa, Cascino si ferma, poi la passa dietro per Affaticato, occhio alla ribattuta con il Barcellona che ha rischiato di segnare con Calderone a sua insaputa, pallone sopra la traversa. Listro comunque c'era, giustamente sorpreso, dato che non è una situazione ricorrente questa qui. E in questo modo arriva anche la prima grande chance del match per il Barcellona, seppur in maniera indiretta, inconsapevole.
passaggio in diagonale, finisce fuori. Sono passati quasi 5 minuti in questo primo tempo affaticato per il mancino in mezzo. Non c'è la conclusione di Barcellona. Perdono di Argibai ovviamente. Lui che ha il numero 21 sulle spalle, ma nel pantaloncino ha il numero 23 che è il numero di maglia di Barcellona, che siede in panchina. La Rosa, pallone dietro, la Rosa ha faticato, non può calciare questa volta. Allora Argibai in mezzo verso Cascino, il pallone scorre fuori. Arrivano i primi cambi volanti nel corso di questa partita. Occhio agli spazi, Cascino non si aspettava questo pallone, recuperato al volo da Argibai. Il possesso è per Gabriele Gullo, colui che è entrato tra le fila del Barcellona. Adesso batte la rimessa per Samuele Gullo, anche lui subentrato. Va a ricevere Nania. Attenzione alla profondità, attaccata da Calderone, chiuso. Cambio nella rimessa, irregolarità secondo l'arbitro. Allora la battuta per il Mistral. La Rosa si gira, Cascino al volo. Questa giocata, poi la conclusione raso terra in rimessa laterale. La Rosa ce la fa a prenderla in tempo. Conclusione da fuori, accennata da Salvo Muro. La Rosa calcia lui sulla traiettoria, ha faticato, che praticamente disturba il tiro del compagno. Mistral Carini in palla. Che ancora non ha avuto modo di trovare la via del gol. Ci prova il Barcellona, allargando tutto a destra nella zona di Gabriele Gullo. Nella Barcellona è entrato Michele Costantino. Rimessa battuta dal Mistral, Muro. Pallone non mantenuto in campo da affaticato. E allora è rimessa per la squadra di Tutilo. Morel calcia su affaticato che risponde con il piede. Insiste il Barcellona con questo tiro dritto per dritto di Nania. Nessuna angolazione, pallone sul fondo. È uscito affaticato. Occhio a Morel, calcia come al solito, pallone oltre la traversa. Al posto di affaticato è entrato Roberto Dorio, comunque in campo sia da una parte che dall'altra l'elemento di maggiore esperienza tra i convocati. Appunto Dorio lato Mistral e Costantino lato Barcellona. La Rosa suola dietro, Muro si accentra, non può farlo, infatti perde il possesso, calcia subito questo diagonale Mandanici, si distende l'Istro. La Rosa, largo Cascino, voleva di nuovo la Rosa, ha trovato subito la presenza di Mandanici. La Rosa, Dorio si accentra nuovamente per la Rosa. Questo pallone passa con un tunnel. Stavolta la rimessa è per il Barcellona. Squadra che in questi primi quasi 7 minuti di primo tempo
ha contenuto il miglior attacco del campionato. Mistral Carini che può vantare di una quantità di gol fatti importante, ovvero 93, a meno 7 dalla tripla cifra nel raggiungere i 100. Barcellona invece che ne ha fatti 65, così come il Blingink Soverato. Mistral capace anche di subire relativamente poco, seconda miglior difesa con 46 gol subiti. Barcellona invece che mantiene il trend in equilibrio perché ne ha fatti sia 65 che 65. Peggiora difesa del campionato rappresentata dal Bovalino con 93, lo stesso numero di gol fatti dal Carini. Corner per la squadra di Rizzo. Battuta dietro Dorio, Muro calcia male, la prende Morel, profondità verso Costantino, riprende il possesso di Mistral, giocata, un'altra quasi raggiunta per Arzibai. La stava mantenendo in campo dopo quel destro-sinistro o viceversa, pallone dentro, Muro manda alto da vicino, occasione grande, un'altra per il Mistral con Salvo Muro. Costantino scivola e fallo. Il fallo è proprio di Dorio che con fair play rialza l'avversario da terra. Bella giornata oggi a Villagrazia di Carini, sole, anche se comunque siamo al coperto essendo dentro un palazzetto dello sport. Punizione per il Barcellona, calcerà Salvo Mandanici, il capitano dei giallorossi. La sua battuta in realtà è un passaggio per Morel, altra conclusione alta. Muro, Dorio, appoggio per Arzibai, Muro, finta, si accentra, calcia, Morel in due tempi, quella scodella in alto va a finire tra i guanti, o meglio tra le mani dell'altro portiere, Listro. Intervento falloso ed è calcio di punizione per il Barcellona conquistato da Roberto Nania. Diverse soluzioni da questa mattonella. C'è di nuovo Mandanici a battere dietro Nania. Mandanici lascia Nania su Listro, ripartenza Mistral quasi effettuata. Barcellona però mura, Barcellona del Mistral, calcia, risponde Morel. Calcio d'angolo con la battuta di Dorio, morbida da dietro, Muro si coordina ma finisce fuori, difficile centrare la porta da una parte all'altra. Subito Dorio, largo, pallone tutto su Barcellona, occhio a distinguere il pivot della Mistral con la squadra del Barcellona che adesso attacca. Il passaggio inizialmente di Nania stava arrivando dall'altro lato e poi
è arrivato Listro, è bloccato l'azione. Muro, scambio con Barcellona, tiro bloccato, immediatamente Dorio fa ripartire il Mistral, difficoltà per Argibai, è rimessa laterale, battuta adesso tutta su Calderone, si ritorna dietro da Listro, adesso Muro, Dorio subito da Argibai, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Muro sullo stretto, Barcellona, Dorio la mantiene in campo, la manda dall'altro lato dove c'è Argibai, ancora Muro, non può passare, anzi commette fallo su Nania. La punizione affidata al Barcellona, proprio al classe 2004 che ha conquistato la battuta. Mistral però in pressione offensiva a rubare immediatamente la palla. Muro trattenuto, guarda i due arbitri, il giocatore del Mistral, fino a quando non c'è il fischio si continua, ed è ciò che è successo. Il parquet è finito, Samuele Gullo ha praticamente mandato giù una transenna dedicata alla pubblicità. A bordo parquet rimessa laterale per il Mistral. Dorio, pallone nuovamente giù dalla Rosa, lo riconquista Calderone, pallone morbido per lui, Listro esce con il piede in scivolata, allora il Carini con Dorio sotto porta, vicinissimo a mandarla in porta ma verso la rete da attaccare. Altra chance per il Mistral che corteggia il gol dell'1-0. Non la può gestire molto bene Samuele Gullo, allora battuta già effettuata dal Carini, La Rosa in mezzo, Barcellona, La Rosa, il gol di La Rosa, 1-0 per il Mistral, con la rete tanto cercata dai biancorossi, arriva in questo modo con Alejandro La Rosa, 1-0. L'assist l'ha fatto Barcellona. La Rosa sblocca la partita. Occhio a Morel come al solito nel cercare di dare una scossa ai suoi. Mistral che era andato in precedenza alla rete con affaticato, che ha colpito il palo. Qui ci riprova, qui insiste la squadra di Salmorizzo. La Rosa, nonostante il pallone un po' troppo forte, anche se non eccessivo, lo riceve. Qui la conclusione alta di Roberto Dorio. Il Mistral ribadisce la propria presenza sul parquet, il tiro di Calderone trova Listro in corner. 7:51 alla fine del primo tempo. La battuta, calcia Calderone, tiro bloccato sul nascere, e allora Morel diagonale, sola dietro, si muove il Barcellona, pallone in mezzo, erano in tre ad attaccare la profondità, Morel esce a mettere in fallo laterale. La Rosa, Argibai, La Rosa ancora, il Coco, Barcellona, spalle alla porta, La Rosa atterrato,
da Calderone. Munizione Mistral. Sistema i suoi. Mattias Morel. Battuta per La Rosa, l'autore del gol del vantaggio. Lascia però il pallone a Dorio che calcia sul Calderone, l'unico a comporre la barriera. Dorio attaccato nuovamente dal classe 2003 del Barcellona. Rimessa laterale. La Rosa sta andando per vie orizzontali, poi si affida alla profondità di Cascino. Dorio, passaggio un po' così efficace sulla dietro di Cascino. La Rosa cerca di rientrare, Barcellona spazza a ridosso della tribuna del Palasport. Dorio, Argibai lascia lì a Cascino, si è visto poco negli ultimi minuti. Argibai si cerca lo spazio per calciare, l'ha trovato, ma ha trovato anche la presenza degli avversari in traiettoria. Gara che alla fine sta rispettando un po' ciò che si pensava alla vigilia, con il possesso palla a favore della Mistral, che adesso ha la palla con Cascino morbido, oltre l'incrocio più lontano. Eccolo qui il segnale del bomber. Cascino in diagonale in mezzo. Difficile trovare qualcuno in questo caso. Non la mantiene Chiopalo e allora La Rosa dietro. Dorio. Può andare così il Mistral con Murò. A un certo punto bloccato lungo la fascia. La Rosa. Il passaggio in mezzo, Cascino si stava girando rapidamente, poi Dorio, deviazione di Gabriele Gullo e corner. Batte Roberto Dorio in mezzo. Cascino si stava preparando al tiro, è stato anticipato sul più bello. Murò, faticato La Rosa, trova Chiopalo che prima ha dato una pressione visiva asfissiante ai portatori di palla della Mistral. Ancora Murò, gira, l'ha faticato, finta contro Gabriele Gullo, può andare avanti, faticato, trova però Samuele Gullo, pallone suo, calcia fuori, ha voluto approfittare. Non trovando però la porta di Listro. Morel, palla al piede per lui, calcia Morel, ancora pericoloso il portiere della Barcellona. C'è stata una deviazione sul suo tiro.
perso troppo tempo con Morel che chiedeva il pallone. 4:44 alla fine del primo tempo. 3 falli commessi dal Carini, uno solo per il Barcellona. Murò, Cascino la riceve non benissimo, si prende comunque la rimessa data la presenza di Mandanici. Cascino, Murò, il pallone per la Rosa, ancora il Mistral. Cascino a puntare gli avversari, Cascino gira tutto, è più libero la Rosa, scambia con Faticato, la sistema verso l'interno. Murò se la trascina in profondità, calcia fuori col mancino. Giocata in fase di impostazione rischiosa per il Barcellona. Costantino la mette fuori. Ancora la Rosa, il pallone verso il centro, da Faticato, lo riprende il Barcellona. Costantino incontra la Rosa che vince anche un piccolo rimpallo e serve Cascino. C'era un attimo la porta scoperta da quel lato su quel palo di Morel. Murò avanza, Costantino stavolta regolare, mette il pallone fuori però perché c'è un suo compagno a terra, ovvero Gabriele Gullo. Si rialza adesso il classe 2002 del Barcellona, zoppicante, si va a sedere in panchina. Rimessa per il Mistral che regalerà questo pallone al Barcellona, dato che l'ultimo ad avere il possesso è stato Costantino. Almeno così dovrebbe essere. Possesso per il Barcellona. Spray per Gabriele Gullo a bordo parquet. Affaticato fuori. Time out a 3:05 dal finale di tempo. Mistral avanti per 1-0 sempre. C'è stato il palo di Affaticato sullo 0-0. 1-0 segnato da La Rosa su sponda, spalle alla porta di Barcellona. Alla sinistra dei vostri teleschermi le indicazioni di Riccardo Tuttilo, specialmente per Venuto. Parla nel dettaglio invece con Cascino, Salvorizzo, lato Mistral. Il fischio per far riprendere il gioco, far riprendere questo primo tempo, si dilunga un attimo in più il Barcellona. Adesso il fischio è più deciso per il ritorno in campo sul parquet del Ciro Genova. Pallone sbagliato lato Barcellona, allora Argibai, Affaticato, Murò.
va avanti, riesce a passarla, riesce a scambiare col Cascino, il tiro di Muro addosso a Morel. È rimessa per il Mistral. Insiste Argibai, affaticato, non può prenderla. Occhio al passaggio su Cascino, sbaglia l'impostazione del Barcellona. Morel, Costantino finisce giù, affaticato la prende. Argibai quasi a ridosso della linea di porta da Alistro, passaggio lungo, c'è però il fallo su Muro, calcio di punizione per il Mistral. Intanto c'è il finale con la vittoria del Soverato 7-3 sul Gela. Soverato che con questo successo scavalca il Mistral Carini, che però a sua volta si è ripreso il secondo posto. Questa vittoria momentanea, seppur ancora non definitiva, il gol di Barcellona con tunnel a Morel 2-0. Dopo l'assist si prende anche la marcatura in classe 2002 della Mistral, Gabriele Barcellona 2-0. Occhio all'uscita di Listro, subito in cerca di risposte il Barcellona, che si è fatto segnare da Barcellona. Argibai, calcio d'angolo, Mandanici, battuta larga, Muro al volo. Pallone lungo, colpo di testa, gran gol di Calderone che accorcia le distanze, 2-1. L'assist è di Morel, il rinvio con la mano, il colpo di testa di Calderone che accorcia per i giallorossi. Occhio al tiro deviato. Sì, è corner, confermato dalla direzione arbitrale. 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo, battuta larga. Argibai calcia Muro, diretto sul proprio avversario. Affaticato Argibai, scambio con Barcellona. Pallone giù da Muro, che si accentra, lo disturba Calderone che recupera palla, il tiro largo di Calderone. Poteva pareggiare i conti per il Barcellona. Ha commesso però un intervento su Muro, che in questo momento è giù. Indicazioni di Tutilo sia Calderone sia Mandanici. Arriva lo spray dalla panchina per Salvo Muro. L'anno scorso tanti gol con la maglia del Villauria, oggi Villauria Monreale, sempre nel girone H di Serie B. Gioco fermo a 1-10 dal finale di frazione. Si rialza un po' con difficoltà, piega le ginocchia Salvo Muro, accompagnato fuori. Prima Gabriele Gullo, adesso Muro.
nel soffrire particolarmente. Si riprende a giocare il rinvio di Listro, anche lui vuole fare l'assist. Barcellona, c'è un colpo con la mano da parte di Mandanici a ridosso della lunetta. Dell'area. C'è però time out prima della battuta. Manca 1 minuto e 6 secondi. Il cartellino giallo estratto a salvo Mandanici. Ancora una volta le due squadre si ritrovano a bordo parquet per parlare. Risultato sul 2-1, il gol di La Rosa, poi c'è stato il raddoppio di Barcellona, ha accorciato dopo non tantissimo Calderone, un colpo di testa su assist di Morel al rinvio con la mano. Partita in un certo senso ancora viva, anche se è sempre le Mistral ad avere il possesso palla a favore. Sta facendo la partita la squadra di Rizzo. Dunque punizione importante per il Mistral. Posizione defilata. Il Calderone a comporre la barriera, anche se composta soltanto da lui. Batte Argibai, affaticato, pronto a ricevere con il destro. Non si va così. Calcia in mezzo Argibai, poi riprova col mancino. Deviazione in corner da parte di Venuto. La battuta di Argibai, suola dietro, gli ha affaticato, poi il pallone spazzato fuori da parte di Mandanici. Affaticato La Rosa, lo punta Venuto. Mistral continua a girare. La Rosa lascia tutto in faccia ad Argibai, pallone dentro di Affaticato, non lo va a prendere nessuno, poi prova la giocata Nania, ma non può andare. 35 secondi alla fine del primo tempo. Il Mistral vorrebbe almeno segnare un altro gol. La Rosa da fuori, calcia, per poco non trova la porta, e anche la doppietta. Calderone pressato abbastanza da Affaticato, un passaggio un po' così, fa ripartire il Mistral. La Rosa, il piazzato quasi raso a terra, tutto su Calderone. La Rosa la rispedisce in avanti Nania, ma non c'è nessuno dei suoi, e allora 10 secondi rimanenti. La Rosa, Barcellona si deve girare, poi si trova davanti Venuto. Argibai, nessun controllo, 1 secondo e 6 centesimi per l'ultimazione potenziale, anche se il tempo è veramente poco, anzi pochissimo. Adesso sono soltanto 9 centesimi a rimanere. Argibai infatti calcia diretto su Nania, finisce il primo tempo. Mistral avanti 2-1 grazie alle reti di La Rosa e Barcellona. In seguito al palo di Affaticato ha accorciato Calderone. Una partita che ha il dominio sulle parquet da parte del Mistral di Salvo Rizzo. Noi ci ritroviamo tra meno di 10 minuti per la ripresa, sempre qui live dal Ciro Genova di Villagrazia di Carini.
Siamo pronti per assistere alla 23esima giornata del massimo campionato regionale in campo Athletic Club Palermo contro la Don Carlo Misilmeri. Prima di cominciare, un minuto di silenzio in memoria di Filippo Di Fatta, che ricordiamo anche noi, che è passato al turno successivo, ai quarti di finale, grazie al gol in trasferta. Intanto qui attenzione alla conclusione verso la porta ed il gol del vantaggio della Don Carlo Misilmeri, annullato campionato di Serie D. Intanto attenzione, seguiamo qui l'avanzata con il bel pallone per lo Gerfo, gli chiude lo specchio, palla giocata ancora dal 21 per Corsino sul secondo palo, c'è Caronia che con la testa non riesce a dare forza su Caronia, punta due avversari, ancora il gioco di gambe di Caronia a servire Pomba, palla sul destro, lui che è un mancino, serve dunque Mustacciolo con il pallone che è stato deviato e finisce in calcio d'angolo, che apre a sinistra, c'è Caronia, gioco di gambe, ancora pallone messo in mezzo, allontana ancora Espasa alla contesa da Federico e Corsino, bravo poi il capitano ad aprire su Pomba, pallone messo in mezzo, Caronia, murato e calcio di punizione in attacco, il fallo di Angelo Caronia, poi ancora Caronia, serve Pomba che prova a partire sul mancino, Pomba, la palla alta sopra la traversa, c'è sempre Pucci da superare in mezzo al campo. Poi Mustacciolo tenta la botta dalla distanza, si allunga Zummo, i difensori centrali, rimane Giuliano, adesso c'è Antona, pallone messo in mezzo con la testa, il gol della Don Carlo Misilmeri che sblocca dunque la partita, è Federico che fa 1-0, si attende il fischio che arriva adesso, parte la Vardera, è un gran gol, quello del 10 della Don Carlo Misilmeri che raddoppia così direttamente da calcio di punizione la rete di Lavardera, il suo sabato con un voto sufficiente, piena sufficiente. Qui Caronia per Manfred, tenta la botta, Zoom ancora dentro il pallone e la rete che accorcia le distanze per l'Athletic Club Palermo, è 2-1, l'hanno riaperta sullo spunto di Vincenzo Manfred, lancio lungo, aggancia lo Gerfo in scivolata Giuliano, poi ancora Pucci sulla palla, dentro il tocco per Miliziano che punta Di Maria, mette in mezzo Corsino, si difende in calcio d'angolo, pallone ancora messo in mezzo per Cosentino, arriva adesso il gol del 3-1 per il Misilmeri sul secondo palo, Alberto Cosentino, pallone veramente perfetto per il difensore centrale del Misilmeri a scavalcare tutti, a scavalcare Di Maria, la deve soltanto appoggiare in rete. Tocco ancora per Pucci, poi Mercanti dalla distanza, la parata di Zummo e Gomez si rifugia in calcio d'angolo, punta la Vardera, ancora Pucci, palla al piede, ce l'ha sul mancino, finta il cross che arriva adesso, c'è Manfred in mezzo, palla che arriva poi a Giuliano, la riapre Simone Giuliano, appostato sul secondo palo, raccoglie il pallone che scavalca Manfred, calcia verso la porta e supera Zummo, arriva il fischio, parte Caronia, la parata di Zummo, tranne 3 unità, tra cui la Vardera che riceve qui il pallone sulla sinistra, poi cambia gioco benissimo sulla destra dove c'è Miliziano che punta Brunetti, palla dentro, ancora buona, in mezzo la chiude Pucci e salva di fatto dall'opportunità del Misilmeri, ma c'è il calcio di rigore, c'è un calcio di rigore, Maltese contro Di Maria. La rincorsa del 23 che supera Di Maria, intuisce il portiere dell'Athletic Club Palermo, ma lo calcia bene il 23 della Don Carlo Misilmeri. 2 uomini in barriera per Di Maria con la testa Cosentino.
Può servire Antona, visto qui, tocco di ritorno ancora per Gianmarco Corsino, ma è troppo corto e quindi recupera Gomez, poi Matera, tenta la botta, battuto, adesso dal Misilmeri, poi Occa, la conclusione di Maltese, la parata di Di Maria, con la testa Matera, gioca dunque l'Athletic Club Palermo, quando scade però anche l'ultimo dei 4 minuti di recupero, può bastare così, finisce 4-2. 3-3 al termine dei 60 minuti di gioco tra Futsal Club Monreale e Palermo Futsal Club. Siamo qui con Giuseppe Calì, portiere dei Rosanero. Ti chiedo subito un giudizio sulla tua partita e poi quello collettivo. La mia partita, un giudizio, ma io come sempre sono una persona abituata a cercare l'errore più che i meriti, appunto per provare a migliorare e a crescere. Oggi sicuramente prendere gol su calcio piazzato, su un tiro libero, su un rigore, non si può reputare un errore, la reputo sufficiente, così come quella dei miei compagni che sicuramente sono convinto hanno dato tutti il 100%, gli avversari oggi hanno fatto la differenza. Oggi due assenze, Francesco Catania e Alisu Giore, due calciatori che mettono solitamente tanta fantasia. Era questo quello che forse mancava quest'oggi in campo? Secondo me no, perché come avevo detto qualche tempo fa io ho fiducia in tutti i miei compagni, dal primo all'ultimo, dal più giovane al più anziano. Secondo me non è stata la mancanza, per quanto importante, di Fuggi, che è uno dei nostri top player, o di Ciccio, che ha avuto un impatto con il calcio a 5 più che ottimo e fa la differenza in campo, ma più che lì io, diciamo, il motivo della sconfitta lo vado a ricercare nell'impegno dell'avversario, che mentre giocavamo li sentiamo parlare, sapevano qual era il nostro piede favorito, sapevano quali erano i nostri schemi, insomma ci avevano studiato ed erano preparati ad affrontarci. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Iccarense, andata vinta con il risultato di 10-1, un grande distacco. Potrà forse influenzare la preparazione o invece voi entrete in campo comunque con la consapevolezza che la partita inizierà sul risultato di 0-0? Secondo me non influenzerà, anche perché venendo oggi da un pareggio che non è sicuramente un risultato negativo, però non è neanche il risultato per cui siamo venuti qui a Monreale. Il gol del 2-2 in apertura di ripresa da parte di Venuto, il Barcellona pareggia contro il Mistral Carini. Un colpo di testa dopo un lancio verso il primo palo coperto da Listro. Non in questa situazione, dunque 2-2 al Ciro Genova di Villagrazia di Carini. Siamo nella provincia di Palermo, la rete da parte di Venuto. Questa è la 18ª giornata del girone H di Serie B. Adesso le Mistral prova a rispondere, pallone sotto il tetto del Palasport. Carini in tenuta bianco-rossa con Listro in porta, Calandra il secondo portiere in panchina. I convocati di oggi sono Dorio, Affaticato, Biondo, Murò, Cascino, Argibai, Barcellona e La Rosa. Barcellona in maglia giallorossa, la squadra di Riccardo Tutilo. Oggi con Morel in porta, in panchina ci sono Burrascano e Cosentino. E poi i giocatori di movimento: Venuto, Costantino, Mandanici, Chiopalo, Nania, Gabriele e Samuele Gullo. E infine Calderone. Nel primo tempo ha faticato, ha colpito un palo, poi gol di La Rosa e Barcellona. Il Barcellona poi risponde con Calderone e Venuto poco fa. Punizione per il Mistral. Pallone in mezzo, Dorio stava andando a calciare con l'uscita del portiere. Attenzione al Barcellona che si è proposta con Chiopalo, risponde subito alla Mistral, pallone al centro dalla Rosa che stava andando a superare il portiere, poi il tiro alto da parte di Gabriele Barcellona. Pallone alto.
vuole credere. Salvo Rizzo in panchina nella Mistral Carini, dall'altro lato Riccardo Tutilo. Argibai, Barcellona. Argibai suola dietro Dorio, tunnel. Barcellona sempre spalla alla porta, la protegge sì, ma non va al tiro. E calcio d'angolo però. Battuta dietro, calcia Dorio, risponde Morel, portiere che ha messo delle preoccupazioni all'altro portiere Listro nel corso del primo tempo. Argibai, La Rosa, passato da due avversari, si prende la rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di Calderone. Dorio, altra rimessa laterale battuta da Argibai, da un lato all'altro. Barcellona lascia lì alla Rosa, adesso ce l'ha sul mancino, scambio con Argibai, La Rosa in mezzo, pallone per Argibai, cerca di ributtarla nella mischia, lotta Dorio, ancora Argibai, e rimessa, sì, ma per il Barcellona. Occhio alla porta scoperta, rilancia Morel, pallone sul fondo. Occhio alla giocata di Dorio in zona comunque rischiosa. Argibai perde il possesso, esce Listro, pallone però fuori. Questo qui è un risultato importante per la classifica, dato che il Soverato, che prima di questa giornata era sotto le Mistral, ha vinto nell'anticipo delle ore 15 contro il Gela per 7-3. Il Mistral sta pareggiando, sono entrambi a 37 punti. Dorio, calcia alto. Sta pareggiando anche la capolista Mazzara, 1-1 in casa contro il Villauria Monreale. Altri parziali del corso del pomeriggio: Arcobaleno Ispica avanti 2-1 sul Blighink Soverato, vantaggio anche da parte del Drago Cireale sul Marsala per 1-0. Alle 17 invece parte, dunque tra poco, la sfida tra Adrano e Bovalino. Barcellona mette in mezzo la deviazione di Samuele Gullo. Per il calcio d'angolo del Mistral. La battuta dietro Dorio, la conquista La Rosa, evita Costantino, pallone sempre nella mischia, la gestisce fino alla fine La Rosa, deviazione in angolo stavolta dall'altro lato e viene battuta immediatamente dalla Mistral che si vuole riportare in vantaggio. Argibai, Morel, Venuto, l'aggancio c'è ma non il proseguimento della sua conquista. Occhio al diagonale, Venuto comunque rimedia in qualche modo il passaggio nella zona di Gabriele Gullo, che si è ripreso dopo uno stop nel corso del primo tempo. Cercato Argibai, c'è il Barcellona, avanti ancora Venuto in mezzo a due, arriva Dorio da dietro per far proteggere la palla anche per Alistro, sempre Roberto Dorio. Argibai si accentra, giocata provata sempre sullo stretto, Venuto, c'è il passaggio in qualche modo per Costantino, esce Alistro, il tocco piano verso la porta, Costantino, pallone in mezzo alle linee, a rischiare Argibai. Dorio,
Argibai, Dorio lo segue, Cascino leggermente in ritardo, la prende lo stesso, sì, ma finisce fuori. Rimessa per il Barcellona, che fa un paio di cambi. Batte Nania, che è entrato dalla panchina insieme al capitano Mandanici. La Rosa, Cascino, Argibai controlla un po' così, stava avanzando verso la porta Nania, fermato in maniera regolare secondo la direzione arbitrale formata da Maurizio Cippone, il primo arbitro, sezione di Cosenza, il secondo arbitro è Matteo Speziale, anche lui di Cosenza, al cronometro Marco Lupo di Palermo. Spazio per il Barcellona, stava andando Mandanici, recupera palla il Mistral, in 3 ad attaccare, Cascino centrale, Dorio a sinistra, Argibai stava salendo a destra. Dorio, passati i primi 7 minuti nel corso di questo secondo tempo, e 2-2 al Ciro Genova. Morel, spalla alla porta, Calderone non può calciare, recupera il Mistral, la Rosa, Dorio, pressato da Anania, passaggio in diagonale, la Rosa, suolata, Argibai, deviazione, fallo laterale. Battuto con Calderone, che praticamente fa da sponda ai suoi, l'avanzata di Gabriele Gullo. Barcellona che ha la falsa destra libera, il passaggio per il destro da parte di Gabriele Gullo, respinto da Listro. Azione in ripartenza della squadra di Tutilò. Nania si accentra, calcia alto. Time out a 13:15 dalla fine. Non sembravano esserci speranze per il Barcellona nel corso del primo tempo. Il gol è divenuto del pareggio a ripresa iniziata. Ha dato più linfa vitale alla squadra di Riccardo Tutilo, che ha portato tutto in parità. I gol di La Rosa e Barcellona per il Mistral. Calderone è appunto venuto per il 2-2 che sta reggendo fino a questo momento al Ciro Genova. C'è il Mazzara che si è riportato in vantaggio contro il Villauria Monreale, parziale sul 2-1. Invariati gli altri, con gli spiccavanti sul Blinkik Soverato, con il risultato anche in questo caso di 2-1. Drago Cireale avanti 1-0 sul Marsala. Anche questo qui è un risultato a sorpresa. Colpo di testa in mezzo, allontana Argibai, Dorio, passaggio corto, quasi a favorire gli avversari che si prendono comunque la rimessa. Dunque in questo momento Mazzara nuovamente con i 3 punti momentanei a suo favore. Voleva un fallo qui in Barcellona, qui non c'è l'aggancio di Cascino, un po' in ombra oggi il bomber della Mistral, 27 gol in campionato. Ma anche invece il bomber del Barcellona, Claudio Latorre, assente per la squalifica. Somma di ammonizioni per lui, ne ha fatti 21. Attualmente Mazzara primo a
44 punti seguono Mistral e Soverato a 37. Ma con il Mistral che ha a disposizione per questa giornata ancora poco più di 10 minuti contro questo Barcellona che ha agguantato il pareggio. Una squadra che però perderebbe una posizione dato il sorpasso dell'Ispica in vantaggio contro il Blinking Soverato. Fischio dell'arbitro contro Cascino. Che adesso deve avere un dialogo con la direzione arbitrale. Mistral che vorrebbe continuità dopo il 7-0 in casa del Bovalino nel corso della scorsa settimana, in seguito a 2 KO consecutivi contro Blinking e Marsciala. Conclude Dorio, vola Morel, corner per il Mistral, calcia al volo la Rosa, male però. Dall'altra parte il Barcellona viene dal 5-4 contro il Soverato, la terza vittoria nelle ultime 4 partite per la squadra di Tutilo sotto la zona playoff. Morbido in mezzo questo pallone proposto da Gabriele Gullo. Venuto prova il tunnel in qualche modo su Cascino, finisce fuori. Argibai, Cascino dietro, Dorio alto. Ci sta provando tanto il classe 87. Mandanici, Calderone quasi con il tacco recupera il Mistral. Cascino calcia su Morel sulla riva tutta, Dorio bloccato, Cascino ancora col mancino, Dorio se la porta verso la faccia ma finisce fuori. Insiste la squadra di Salvorizio. Dorio a terra, tutto ok, Calderone non la prende, allora Venuto in mezzo a 2, piccola spinta di Dorio, tutto regolare, ancora il Mistral. Argibai in profondità, troppo su Morel, Cascino la stava aspettando, attenzione a Morel che serve Venuto, allarga tutto dalla conclusione di Gabriele Gullo, ne esce fuori un tiro alto. Cascino, 10:40 alla fine, Argibai si accentra, allarga ancora da Cascino, calcia così Argibai giù per Morel, Costantino non la prende. È tornato il Mistral della prima fase del primo tempo, potremmo anche dire dei 3/4 di primo tempo. Barcellona che aspetta e prova con le ripartenze in contropiede. La Rosa, Argibai in mezzo su Cascino, un po' difficile da controllare, c'è comunque la rimessa. Argibai su Dorio, ancora Argibai, suola dietro, più libero Dorio, calcia su Morel che respinge, Argibai la alza, Cascino sempre impossibilitato, troppo lunga questa palla per il capitano, pardon, per Costantino, capitano della Barcellona, e Mandanici
Argibai in mezzo, affaticato. Decisivo Samuele Gullo. Gioco momentaneamente fermo con Costantino che si è allacciato lo scarpino. Il pallone è riconsegnato alla Barcellona. La ripartenza da parte di Mattias Morel. Costantino troppo su Argibai che lascia dietro da affaticato. La Rosa, ancora affaticato Argibai. La Rosa, Cascino sul mancino, pallone fuori. La battuta larga del corner. La Rosa, Argibai, controllo non perfetto. Il possesso rimane a favore del Carini. Argibai. Affaticato. Controlla più volte. Si infila adesso Argibai. Calcia sul primo Morel con il piede. Ad alzarsela. Solito passaggio lungo in fase di ripartenza per il Barcellona. Come al solito la butta sul fondo. Argibai va in profondità, affaticato su Morel, è sempre viva, affaticato varie volte a proteggerla, poi a provare la conclusione con il Mistral che si propone sempre in fase offensiva. Cascino, destro, decisivo Morel, gran parata questa, perché l'ha deviata all'ultimo, il portiere della Barcellona, salva il 2-2, 8 alla fine, assedio Mistral, alla ricerca dei 3 punti, in mezzo ancora Morel, sulla diagonale di affaticato, Argibai affaticato, La Rosa avanti diretto su Nania, corner Mistral. La Rosa cerca affaticato in mezzo, prima c'è Morel in spaccata, lungo verso Calderone, pallone su Listro che fa ripartire Argibai. Affaticato, la pressione di Calderone che mette il piede, non c'è però la palla per lui, ancora affaticato, il recupero da parte di Nania, una ripartenza del Barcellona, Nania si ferma, ce l'ha sul mancino, allarga tutto per il destro debole di Samuele Gullo, attenzione alla deviazione in piena area di rigore con Listro che la fa sua. Barcellona ancora pericoloso in fase di recupero, stavolta non viene sfruttato questo pallone in maniera immediata, rapida. Finisce tutto con questa alzata morbida di Morel. Allora Argibai diretto su Calderone, calcio in diagonale, un passaggio in realtà per un appoggio ancora una volta debole in fase offensiva da parte di Gabriele Gullo su Listro. C'è time out, 6:35 alla fine. Barcellona pericoloso in questi ultimi 60 secondi con ripartenze fatali a causa dei palloni regalati da parte della Mistral, che è andato vicinissimo al gol della 3-2, una grande parata di Morel a ridosso del secondo palo, un tiro potente vicino ad insaccarsi. Il 3-1 della Mazzara sulla Villaurea Monreale. Per il resto tutto invariato, con gli spicavanti 2-1 sul Blinking superato
sostiene il vantaggio il Drago Cireale per 1-0 sulla Marsala. Rimessa laterale per il Barcellona. Arriva adesso il passaggio dietro. Gabriele Gullo si salva spedendo tutto in fallo laterale, la prende Cascino. Stava andando a calciare La Rosa. Argibai diretto su Calderone. Occhio al Barcellona che deve spazzare. Sì, il pallone viene mandato via, ma in maniera un po' superficiale. Cascino, diagonale da paura a sfiorare il secondo palo, a sfiorare il 3-2 per il Mistral. L'anticipo di Samuele Gullo, attaccato da Cascino, si è anche affaticato in zona. Samuele Gullo insiste, si va a prendere la battuta, no, c'è il fallo da parte sua, quasi, con Listro che è ripartito. Faticato Argibai, ancora Argibai, gira tutto da La Rosa, si accentra poco poco, poi il destro potente, anche questo finisce fuori. Vorrebbe più precisione il Mistral. Fino a questo punto non ce l'ha il Barcellona per servire i compagni. Cascino qui, l'aggancio volante viene cercato con Morel comunque in zona. Se ne va liberamente Nanea, calcia fuori. Poi termina giù il classe 2004. Rialzato adesso. 5:24 alla fine. In un modo o nell'altro entrambe le squadre lottano per il gol vittoria. Il Mistral in maniera più concreta con il possesso palla. Il Barcellona in ripartenza. Costantino bloccato dal fisico di Dorio. Sulla rimessa per la squadra di Tutilo. Passaggio di Samuele Gullo, la riprende il Mistral. Cascino, Barcellona finisce a terra, c'è il calcio di punizione, anche il giallo. All'indirizzo di Samuele Gullo, secondo monito della partita, entrambi sono stati nel Barcellona. Prima il giallo è stato estratto ai danni di Mandanici, adesso c'è anche per Samuele Gullo. Fallo su Barcellona, l'autore del gol del 2-0, incaricato alla battuta con il mancino. C'è eventualmente anche La Rosa dietro, potrebbe esserci lo schema. Costantino in barriera, accanto a Morel. Barcellona calcia diretto in porta con la protezione di Gabriele Gullo, era a ridosso della linea. Della porta difesa da Morel. Occhio a La Rosa che stava per andare. Dorio. La Rosa punta Gabriele Gullo. Passaggio nuovamente dietro per Dorio. La Rosa vuole il tunnel su Gabriele Gullo, non riesce. Barcellona col mancino. Morel si è mosso un po' all'ultimo. Cascino destro, murato da Samuele Gullo. Insiste il Mistral, 4:10 alla fine. Il passaggio per La Rosa,
a proteggere fino in fondo, passa il pallone per Cascino, pallone dietro, Dorio, Cascino sul destro, Morel con il piede, scivolata con le mani, un po' di tutto per il portiere del Barcellona che sta salvando la propria squadra. Nuovamente c'è una transenna dedicata alla pubblicità che finisce a terra, così per come è successo nel primo tempo. Gioco interrotto a causa di questo fatto. È ripreso subito con Linistro. La Rosa, Cascino, Barcellona, bloccato il suo tiro, immediatamente avanza Gabriele Gullo, Samuele Gullo contro Dorio, soffre un po' e si rifugia dietro da Anania, pallone lungo, finisce fuori, si aggrappa a ciò che può il Barcellona. 3:20 alla fine, Argibai, il Mistral vuole il gol del 3-2 per farla finita, mette dietro Gibai, anticipo provato da Calderone per la ripartenza, Listro, Dorio, Argibai, Barcellona, solita copertura su di lui, Dorio, Argibai, Dorio, si scambiano le posizioni due, Argibai, poi ritorna tutto come prima, La Rosa, Argibai di prima, Morel col piede. E riparte il Barcellona, passaggio largo di Samuele Gullo per lo scavetto in porta di Gabriele Gullo. La rimonta del Barcellona è completata con il gol del classe 2004, 3-2. Il gol da parte di Gabriele Gullo, che si prende il sostegno dei compagni. La ripartenza del Barcellona ha funzionato. Partita ribaltata, Mistral per la prima volta sotto. E a questo punto, al momento, il secondo posto è tutto del Soverato. Adesso sarà ancora più arrabbiata la squadra di Salvorizzo, 2,5 alla fine. A questo punto gli sforzi devono essere maggiori per riprenderla. Barcellona, illusione del gol, ha sfiorato il palo a un passo dalla doppietta. Il recupero del Mistral, ci prova Dorio, tiro respinto. Illusione del gol perché dietro la porta, attualmente difesa da Morel, c'è un'altra rete che praticamente impedisce al pallone di sbattere sul muro e quindi di tornare indietro all'improvviso, anche con il rischio di fare male a qualcuno, tipico nei palazzetti. Quinto libero per il Mistral, lo fa affaticato e si alternerà da qui fino alla fine, presumibilmente con Listro, che rientrerà in porta nelle fasi di attacco del Barcellona. Argibai calcia quasi con l'esterno, finisce fuori. Esce affaticato, rientra Listro per il Kalinic, il tiro fuori. Giustamente al rientro del portiere di Listro, il Barcellona cerca di approfittarne in quei secondi che potrebbero essere decisivi. Argibai affaticato, La Rosa, Dorio, ancora La Rosa, affaticato con la maglia bianca. Argibai evita il contrasto di Gabriele Gullo, colui che la sta risolvendo, affaticato con il piede Morel, porta vuota, un tiro raso terra, difficile anche da definirlo tiro, pallone rimesso in gioco con le mani dello stesso affaticato. Argibai, 55 secondi, Barcellona spalla la porta, tutto lasciato lì per La Rosa, in piena area, La Rosa allarga, Argibai, largo, 48 secondi, 6 centesimi alla fine.
Il Barcellona a un passo dal colpaccio senza il proprio bomber, una partita in rimonta, in sofferenza, a subire il predominio sul parquet del Mistral. ...40 secondi, Morel alla rinvia a cercare Costantino, ormai gli schemi sono saltati. Il Mistral vorrebbe segnare, il Barcellona è consapevole di soffrire, Morel col piede affaticato, se la ritrova lì, ma non ne approfitta. 29 secondi alla fine, nuovo pallone per i biancorossi di Salvorizio, affaticato, pallone fuori, si arrabbia sotto gli occhi della panchina del Barcellona, che dopo la perdita del possesso ha esultato. 20 secondi e 4 centesimi. Barcellona che spazza tutti i palloni possibili, consapevole di soffrire, nel pensare soltanto a difendere il pallone in mezzo. Morel su Casino, servizio dietro, la rosa si accentra sempre di più, la copertura di Gabriele Gullo, pallone che scorre fuori, un passo addirittura dal 4-2, il Barcellona 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, calcio da fuori d'Orio, finisce qui quasi, mancano 4 centesimi, ma il Barcellona ha praticamente vinto. Arriva qui il triplice fischio, colpaccio del Barcellona grazie al gol di Gabriele Gullo in casa del Mistral Carini, che così perde il secondo posto in classifica, scavalcato dal Soverato che ha battuto il Gela per 7-3. Barcellona che si va a prendere la quarta vittoria nelle ultime 5 partite, gioia incontenibile per i giallorossi di Riccardo Tutilo, consapevoli di aver fatto un'impresa, la rimonta grazie a Calderone, Venuto e Gabriele Gullo contro le reti di La Rosa e Barcellona. C'è stato anche il palo di affaticato sullo 0-0, momento fair play per questo finale con il Barcellona che così sale a 26 punti, resta comunque al sesto posto, ma una vittoria importante nel rispondere all'Ispica, attualmente avanti contro il Blinking Soverato per 2-1. Il prossimo weekend vede le Mistral Carini sfidare il Gela in trasferta, Barcellona che invece ospiterà Ladrano. E tutto dal Ciro Genova di Villagrazia di Carini, il colpaccio del Barcellona in casa del Mistral per 3-2. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.